Mesi senza occupazione hanno tenuto un concerto per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla loro situazione. Vediamo. Una giornata di protesta all'insegna della musica e 30 musicisti dell'Orchestra Sinfonica Regionale da diversi mesi senza occupazione hanno richiamato decine di friulani sotto la loggia del Lionello a Udine, proponendo tra l'altro musiche di Bizet, Beethoven, Strauss. Chiedono certezze sul futuro della fondazione a sostegno dell'orchestra. Le province di Trieste e Gorizia non intenderebbero entrare in questa fondazione e ciò complica le cose dopo i tagli della regione. Sappiamo che il pubblico è dalla nostra parte come lo era un anno fa, quando nonostante le migliaia di firme raccolte e le migliaia di persone che sono venute al concerto, l'orchestra è stata chiusa comunque. Noi siamo qui per denunciare lo stato drammatico in cui viviamo. Abbiamo una grossa risorsa che sono le nostre capacità e ci auguriamo che anche in virtù di questa bellissima accoglienza di oggi le istituzioni continuino a portare avanti questa battaglia per un'orchestra in regione. Tutto quest'anno anche di sacrifici. Abbiamo sempre avuto le persone, il pubblico con noi e insomma questo ci ha dato molta carica. Speriamo che anche le istituzioni facciano il loro dovere e ci diano quello che ci hanno promesso più che altro. Perché noi viviamo con il sussidio della disoccupazione, perché abbiamo fatto veramente pochissimi concerti durante l'anno. Applausi scroscianti. Gli udinesi hanno chiesto ripetuti bis all'Orchestra Sinfonica che intendono sostenere con la loro presenza in tutte le manifestazioni che vedono coinvolti i musicisti regionali. L'amministrazione comunale di Udine al momento non può far altro che invitare l'orchestra in tutte le occasioni possibili, ma questo non basta. Vogliamo stare vicino all'orchestra perché questo taglio dei fondi per la cultura non va bene e adesso insomma stanno prendendo decisioni soltanto in questo senso ed è una tristezza. Mi sembra impossibile, sembra una cosa incredibile, non è possibile, ecco. Devono fare qualcosa per forza, possibile lasciar morire tutti questi ragazzi, una vita che si sacrificano, che studiano, che non si può. Ci sembra ingiusto insomma, nei confronti comunque di queste persone per tutto quello che hanno fatto e per quello che comunque rappresentano per questa regione. Ci manca questa orchestra, credo sia una grave perdita, anche perché è un'orchestra fatta di musicisti giovani, tanti con famiglia, ma che sono proprio un'energia importante e tagliare la cultura è sempre la cosa più facile, ma ha un prezzo pesante. Io credo che la Regione deve garantire quei finanziamenti che venivano dati prima all'orchestra, aveva promesso di riveicolarli in una nuova struttura. Noi come Comune confermiamo i finanziamenti che davamo alla struttura precedente, però bisogna darsi da fare. Qui è passato un anno, avevano fatto delle promesse, devono mantenerle e noi continuiamo ovviamente a cercare di coinvolgerli come e quando possiamo in altre iniziative, però al momento effettivamente questa orchestra non ha più una sua personalità giuridica e questo è molto grave. Veniamo alla cronaca. Un uomo di nazionalità rumena ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto